Buongiorno a tutti, facciamo qualche partita a 10 minuti, vediamo chi accetta la sfida. L'account ha un elo di 2258, va bene, hanno giocato e 4. Proviamo a facciamo la Caro-Kann oggi, tanto per cambiare. Ok, qua facciamo la Caro-Kann, qua ci hanno fatto il gambetto fantasy, giochiamo i 6, non accettiamo il gambetto. Ora giochiamo alfiere B4, stiamo giocando una sorta di francese Winaver con la peculiarità che il bianco ha giocato F3, che non so se è una cosa che lo aiuti o no, forse non lo aiuta molto. Vediamo cosa fa il nostro avversario, che ora andiamo in A5. Ora il piano sarà semplicemente continuare con lo sviluppo e magari in un futuro preparare la spinta in C5. Vediamo cosa gioca lui. Può giocare alfiere D3, può giocare cavallo E2, B4 magari, ma poi torno indietro. E qua ha giocato I5. Il piano principale qua, come abbiamo già detto, è spingere in C5. Potremmo giocare anche cavallo F5 pensando, cavallo F5 non sarebbe affatto male. Perché cavallo F5 minaccia cavallo per D4 e minaccia anche donna H4. Se gioca alfiere D3, è una mossa molto attraente, no? Facciamo cavallo F5. Mi stona un po' ciò che sta facendo il bianco, no? Perché ora deve giocare cavallo E2, ma su cavallo E2 forse anche un trucco, posso prendere in D4, se prende gioco donna H4 e donna per D4 dovrei andare a stare meglio, no? Ok, 9 minuti, ok, adesso un pedone, no? Dicevano. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Prendiamo il pedone. Ecco, questo per esempio potrebbe essere un difetto, no? della spinta in F3. Se il pedone fosse in F2 questo tatticismo non esisterebbe. Ora abbiamo guadagnato un pedone e oltre ad aver guadagnato un pedone il problema è che ok, a questo punto abbiamo tolto un pedone centrale importante. Va bene, ora ha giocato F4, ora minaccia di prendere, allora potremmo prendere, ma così facendo lo aiuteremmo con lo sviluppo. Potrei giocare alfiere B6 anche, non è male. Potrei dare scacco e su G3 potrei fare cavallo F3. Giocherei alfiere B6 per ora per vedere cosa fa lui. Se prende prendo. Posso anche togliere la premu. Ora il piano potrebbe essere a rocco F6. Penso che gli sto ostacolando la rocco corto. Penso che debba stare un pochino meglio il nero, o chiaramente meglio il nero qua, che non so bene quale sia il suo compenso per il pedone. Giocare a rocco, ok, ha giocato forse vuole arroccare lungo, ma non so se gli serve arroccare lungo. Vabbè, arrocchiamo corto. Se gioca F5 e prendo in E5 magari posso giocare F5 io se non lo fa lui, che è alfiere di 3. Bene, come avevo detto giochiamo F5. Però voglio vedere cosa fa. Non so se prende en passant qui, se prende in passante anch'io prendo. Non faccio la premu, no? Perché se non faccio se faccio la premu lui sposta la donna, mi obbliga a fare questa mossa. Se arroca lungo posso attaccarlo anch'io in quest'ala, no? E ho sempre un pedone in più. Cioè la logica dice che dovremmo avere un vantaggio schiacciante qua, a dir poco. Perché insomma, penso che materiale importante, no? Va bene, a questo punto giochiamo donna per F6. Ok, a questo punto che ignobili trucchetti, no? Sta minacciando il matto. Potremmo giocare G6 forse anche, poi dopo E5 magari G6, poi E5, perché no? G6 per guadagnare un tempo sulla sua donna, e magari E5, no? Come dicevamo. E non so bene cosa voglia fare il bianco. Ok, ora E5, no? Magari voglio giocare E4 se me lo lascia fare. Che non so, poi magari potrà succedere di tutto, ma
Penso che il bianco deve aver giocato delle posizioni migliori nella sua carriera scacchistica, credo, no? Perché un pedone in più senza compenso, senza il minimo compenso. Su F per E5 posso giocare donna per E5, deve mettere forse il re in D1, devo giocare forse anche scacco in F2, prova in D1, si nasconde, cosa ottengo? Manteniamo il vantaggio di materiale, che è il re D1. Adesso forse mi conviene completare lo sviluppo, no? Fiere G4 e cavallo D7, perché no? Un'altra alternativa potrebbe essere anche alfiere F5. C'è sempre un pedone in più. No? Potremmo cambiare le donne, essere vinta questa posizione con qualunque di queste mosse che stiamo menzionando. Vediamo. Devo giocare alfiere G4, re D1, cavallo D7. Potrei giocare anche donna G7 se voglio cambiare. Allora facciamo così, visto che abbiamo più materiale cambiamo i pezzi. Non vedo necessario, cioè non mi sembra necessario giocare alfiere G4 perché forse il re C1 è un miglioramento, il re in D1 è un po' lì tra le scatole, no? E non gli serve, se gioca torre 1 posso giocare semplicemente donna G7 senza tanti problemi per offrire il cambio delle donne, che in generale è una cosa positiva quando si ha materiali in più. E vediamo come cosa fa lui. Probabilmente è la cosa migliore che possa fare, potrebbe essere, forse deve cambiare le donne, entrare in E7 con la torre, forse è questo ciò che deve fare, ma vediamo cosa farà. Non ho idea di cosa avrà pensato lui. Potrebbe prendere in F5, ma se prende in F5 possiamo prendere. Se non si da scacco torniamo indietro. Che non so, dovrebbe essere tutto, per ciò che vedo io, dovrebbe essere tutto sotto controllo, presa. Se da scacco torniamo indietro. Poi cavallo di 7, fa un vantaggio schiacciante. Ok, su torre per F8, donna per F8. Sì, ma non faccio la pre-move perché non ci sono problemi di tempo. Ora magari minaccerò anch'io a volte cose tipo torre qui, ma probabilmente voglio prima terminare lo sviluppo, perché completare lo sviluppo in generale può essere utile. Se prende, gioca torre 7, forse posso completare lo sviluppo, perché se prende in B7 poi magari entro io, solfiere 1, magari torre 8, no? Potrebbe avere qualche piccolo problema, dove piccolo è un eufemismo. Vediamo. Bene, donna per F8. Anche re per F8 potrebbe essere, ora ci penso. Andiamo un attimo. Gioco donna per F8, potrei avere degli scacchi tipo in F1. Giochiamo donna per F8. Poteva essere anche re per F8, ma questa mi sembra più sicura. E continuiamo a offrire il cambio delle donne, non a scacchi. Anzi, sì, questa è più sicura. Ok, questa è la posizione. Vediamo un minuto e mezzo in più. Abbiamo idea anche di entrare, dare scacco. Magari ci gioca il finalino, no? Dove un pedone in più dovremmo essere felici. Il tempo scorre, amico. Ok, re per F8. Forse doveva mantenere le donne. Ora, ma... Che strano che voglia cambiare i pezzi. Sì, mi sembra strano che voglia cambiare i pezzi perché abbiamo vantaggio di materiale. Cioè abbiamo più materiale, perché mai vorrà cambiare i pezzi. Ora magari posso offrire anche il cambio delle torri se mi viene... se me lo permette. Perché no?
ok. Ora offro il cambio delle torri, come avevo detto. Torre 8, un pedone, no? Cioè l'idea è cambiare tutto. Una cosa che spiego spesso ai miei allievi: un pedone in più cambia tutto e prova a vincere il finale di pedoni. Ok, no, non mi ha cambiato. Ah, no, mi ha cambiato. No, mi ha cambiato o no? Ah, sì, mi ha cambiato. Perché mi sta cambiando i pezzi? Ha questa debolezza in A3 e che sta perdendo senza giocare così. Non ho capito il senso. Cioè, è molto strano questo atteggiamento, perché mi sta semplificando la vita. Vabbè, adesso bisogna centralizzare il re in questi finali. Cioè, se manteneva le torri è più facile, no? Più sbagli, più ci sono pezzi. Io un pedone in meno voglio più chiarezza, posso ancora sbagliarmi, ma è sempre più difficile. Però ok, i finali di cavalli non sono mai facili, quindi potrebbe esserci del controgioco. Magari adesso rido e poi magari succede qualcosa di spiacevole, quindi stiamo attenti, evitiamo doppi e vediamo, proviamo a immaginarci cosa vuol fare il nostro avversario. Nel frattempo attivo il re. Attivare il re nei finali va sempre bene. Magari lo attivo ancora di più, no? Potrei giocare forse anche b6 per cambiare, ma non mi serve, penso. Gioco re e5, perché anche questi pedoni possono essere appetitosi, no? Ora probabilmente, come si suol dire, no, è questione di tecnica. Cioè la partita deve essere vinta, no? Per il nero, ma ora occorre tecnica, una prestazione tecnica per portare a casa la vittoria. Che ora forse potrei cambiare, giocare c5 per cambiare i pedoni, provare a indebolire a 5. Potrei avanzare ulteriormente il mio re o potrei attivare il mio cavallo. Il mio cavallo, anche il pezzo probabilmente peggiore che ho ora, deve essere attivato. Potrei attivarlo anche proponendo dei cambi. Vediamo un attimo. A me non dispiace c5, gioco c5 qua, perché penso che dopo il pedone in a5 possa essere un pochino debole. Magari dopo potrò rimanovrare il cavallo qui e attaccare il pedone in a5, che sarebbe isolato. Se gioca c3 posso prendere, poi potrei provare magari a rimanovrare per attaccare il pedone in b4 e comunque il mio pedone d diverrebbe un pedone passato, il che non sarebbe male. Vediamo come procede tutto. Su c3 comunque posso anche poi avanzare con il re. Ok, qua ha giocato b5, va bene. Ok, ha giocato b5, ora bisogna stare attenti. Allora, secondo il mio modo di vedere, a5 può essere una debolezza. Posso giocare a 6, se io a6 per a6, poi voglio attaccare ancora il pedone in a5 e su b6 questo pedone sembra forte, ma poi gli attaccherò la debolezza, quindi gioco a 6. Ora dovrà compiere una scelta, che magari tolgo la premove, su b6, cavallo b8. Non voglio fare subito la premove, perché se mi gioca b per a6, cavallo b8 e perdo, mi va a donna, e la premove può essere pericolosa. Ma dovrebbe essere vinto questo finale, no? Perché il re è più attivo. Ok, b per a6, b per a6. Ora il piano, ok, qua ha giocato c4. Ah, non è impresa il pedone in c4? Sì, è impresa, però poi mi gioca re c3. Forse mi conviene continuare con il mio piano, che era cavallo b8, no? Il mio piano era cavallo b8. Voglio attaccare a 5. Bisogna sempre andare a caccia della debolezza. Sì, qua posso essere ottimista, credo. Dovrebbe essere difficile. Forse la cosa che deve fare è prendere cavallo f4 e provare ad andare a caccia dei miei pedoni, ma io potrei anche tornare a difenderli. Ok, qua gioco così. Era il c4. Adesso per catturarmi i pedoni, ok, adesso devo andare in f8. Io posso andare qui con il cavallo in d7, perché non devo, cioè se vado così magari mi fa cavallo f8, perché gli tolgo la casa f8, posso difendere i miei pedoni da f6 e poi andrò con calma a prendere questo pedone. Ora ok, gioco. Allora, cavallo e5, forse guadagno un pedone, no? Allora posso giocare ora v4 che prende questo pedone o cavallo e5. Visto che lui potrebbe avere controgioco, forse mi conviene eliminare, no, l'ala di re. Però se gioco questa, magari gioco a cavallo c7, mi prende a 6. Allora che potrei giocare questa e li prendo. Forse mi conviene questa. Su g5 potrei giocare cavallo f3, cavallo per h4. Non sarei totalmente soddisfatto. Forse mi conviene questa, che è per c4. Re b6.
Sì, forse mi conviene di più andare a prendere A5. Potevo frenare il controgioco, potevo guadagnare un pedone qui, ma perché su G5 avevo cavallo F3, ma forse mi interessa di più avere due pedoni passati, perché su due pedoni passati in più, anche se li prende spazio, comunque non dovrebbe riuscire ad avere un controgioco sufficiente, credo. Però ok, magari mi sbaglio, posso sempre sbagliarmi. Ah, e poi chiedo scusa, posso anche spingere questo pedone, ovviamente, no? Quel mio pedone passato, ovviamente. Ora se gioca re di 3 posso giocare anche il cavallo qui adesso. Ora ho un minuto. Ok, ho giocato H5. Va bene. Probabilmente la cosa più facile è prendere il pedone. Ah, e poi magari potrebbe cercare del controgioco, ma non arrivo in tempo. Prendo. Anche se fa H6 dovrei difendere tutto, ora prendo. E poi torno a mettere il re da qualche parte. L'importante è che non arrivi con il re in C4 e qua. Ok, cavallo F6. Ora gioco re B4. I miei pedoni, i due pedoni dovrebbero vincere, no? Perché se mi attacca il pedone lo difendo e poi inizio a spingere i miei e sono due. Sì, qua adesso difendo. Se voglio posso sempre giocare questo e cambiarli, ma per ora non ho interesse nel farlo. Per ora spingerò i miei pedoni in più in quest'ala. Inizierò spingendo il mio pedone a 37 secondi, che è molto difficile per lui. Ok, gioco a 5, a 4. E come fa a fermarli entrambi? Ok. A questo punto non minaccia nessuno scacco. Ora posso andare anche in G4, no? Perché voglio questo pedone, è un altro pedone, ok. Allora gli do scacco per vedere cosa fa. Ora magari voglio mantenere la tensione ancora un po'. Non voglio ancora effettuare cambi. Va bene, ora gioco C4. Posso provare a effettuare cambi dopo in un secondo momento. Va bene. A questo punto cavallo G4. Ora mi prenderà il pedone in A3, ma il punto è che ora catturo H6, ora due pedoni lontani. Ora non dovrebbe riuscire a pattare. Ora vado con re in D3, che è lontano da scacchi di cavallo. Ora gioco cavallo F5. Ora inizio a spingere questo pedone, che non può sacrificare il suo cavallo con 30. Ora magari potrei tagliargli fuori il re con cavallo E3. Può giocare H5. Magari gioco H5. H4. Ha giocato re 1, non ho visto. Ok, gioco C3. E non può fermarli tutte e due. E che anche se sacrifica il cavallo ho sufficiente materiale per vincere. C2. E qua vinco perché anche se si avvicina in G4 non può mai catturarmi il cavallo, perché io promuoverei il pedone H, quindi il cavallo e il pedone si difendono a vicenda. Quindi ora avvicino il re pian piano. Posso anche mettere il cavallo in G6, no? Per difendere il pedone ancora più da dietro. Ora qua si vince facile. Per vincere questo finale dovrò mettere il cavallo in E4, quindi gioco H3. Ora porto il cavallo in E4, il cavallo deve controllare F2. Ora si vince facile. Ora il finale matto in 4, cavallo F2, re G1, H2, re F3, re F1, re F3 è il matto più veloce, e se re 1, re 3, vediamo se me lo fa fare, purtroppo non ha tempo. Faccio cavallo F2, ora la premu. E a questo punto farò H2, lui giocherà re F1, ma probabilmente perderà di tempo, vediamo se mi dà tempo, faccio in tempo a dare matto, e ha perso di tempo. Il matto che volevo far vedere era che su re F1 posso promuovere, ma il matto più veloce questo l'ho preso da piccolo giocando, era F3, re1, re 3, re 3, non promuovo ancora, torno indietro in F1 e poi gli do matto. Una partita interessante, no? Ma
Cioè, comunque penso che probabilmente il concetto che è sempre valido è che un pedone, è troppo importante avere un pedone in più. Va bene? Ci vediamo presto con altre partite, alla prossima!